Buonasera a tutti, è lunedì, il 20 febbraio, quindi a lunedì c'è Che Calcio Che Fa. Da 9 anni ormai procede la trasmissione, prima in radio, poi anche in TV nel periodo pre-Covid e adesso in streaming. Ricordiamo che comunque va in onda anche sulle pagine Facebook in streaming, che sono quelle di quelle personali, quelle di Che Calcio Che Fa, e di silvermusicradio.it, con cui andiamo avanti in collaborazione. Ricordo anche i social, Facebook ovviamente, viene in diretta anche su YouTube e su Twitch, e poi Instagram per ciò che riguarda invece la programmazione, la comunicazione social. Ricordo che Calcio Che Fa è collegato anche a un'iniziativa di solidarietà, che è l'associazione Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-ema.it. Unisciti alla campagna Ogni giorno per Emma, quindi è una grande realtà che sta crescendo veramente con i personaggi all'interno dell'associazione molto molto bravi a portare avanti i dettami dell'associazione. Un weekend calcistico molto molto interessante, che ha dato, diciamo, un po' di consistenza alla vetta, bene o male, eccetto l'Atalanta che ha perso in casa, e una settimana dopo la settimana precedente del Milan in Champions, della Juve e della Lazio, della Fiorentina, anche la replica in questa settimana della Conference League e dell'Europa League, ma soprattutto l'ingresso per la Champions del Napoli, primo in classifica nel campionato di Serie A, e dell'Inter, che si trova anche in una situazione di come si dice, di ricrescita, di rinascita, visto che appunto è probabile che in questo periodo sia molto difficile riuscire a raggiungere la vetta. Ne parliamo ovviamente con due ospiti, quindi abbiamo in collegamento dalla Sicilia, prettamente più precisamente da Palermo, il mister Giuseppe Giordano. Ciao Giuseppe. Buonasera Fulvio, buonasera ai tuoi amici che ci ascoltano e ci vedono in diretta. Benissimo, grazie per partecipare a Che Calcio Che Fa. Vediamo invece l'altro amico, che è quindi David Seven Pollassi da Monza, giusto? Sì, sono nato a Monza ma vivo in provincia di Bergamo. Quindi dalla provincia di Bergamo, sì. Buonasera a tutti, buonasera Fulvio, grazie per l'invito. Grazie a te per partecipare, ovviamente. Quindi vabbè, insomma, abbiamo un nord-sud oggi ben rappresentato, quindi mi fa molto piacere. Da una parte appunto un mister, quindi allenatore UEFA B, e quindi la possibilità di poter parlare da un punto di vista più tecnico, più addentro alle cose calcistiche. Dall'altra parte invece un discorso un po' più allargato, meno tecnico ma più romanzato, visto che appunto Davide è anche l'autore di 3 libri. Mi ha gentilmente omaggiato di un libro, che è questo, l'ultimo uscito nel 2022, che è questo, Maccheroni alla Trapattoni, quindi Davide Sever Pollassi con i tipi della Rossini Editore. È un libro, inizio un attimo a parlarne un attimo, poi dopo avremo dei punti, diciamo, di richiamo. È un libro in cui tu riesci a convergere 3 passioni, che sono innanzitutto la cucina, visto che poi periodo tutti chef, master chef, cuochi, cucina vegana, eccetera eccetera. Dall'altra parte il calcio, che è la passione più o meno dell'80-90% della popolazione italiana, e la musica del 100%, perché poi alla fine tutti vedono Sanremo, visto che siamo qui. A proposito, Sanremo come l'hai visto? Visto che parlando da tecnico sei un rapper, quindi credo che in questo momento siano rappresentati ancora tanto i personaggi legati alla musica rap. Beh, ha vinto Marco Mengoni, che era un po' la stella polare del festival, quello che aveva una spanna di talento più degli altri. Poi è stato un bel festival, secondo me. A me è piaciuta molto anche Madame. Sì. Non mi è dispiaciuto Rosa Chemical, che avevo sentito altre volte e non mi aveva convinto. In questo festival devo dire che mi è piaciuto il suo electro swing, chiamiamolo così, anche se dare un'etichetta alla musica non è mai carino, però devo dire che mi è piaciuto.
bravo ultimo, ce ne sono stati tanti bravi. Dai, è stato un bel festival, bravo anche Amadeus a condurlo. A condurlo, vabbè, oramai è così. Vabbè, Giuseppe, non ti domando, non so se è una cosa che ti interessa aggiungere qualcosa riguardo al festival. Io non sono così. No. Da buon appassionato, da buon italiano, è chiaro che queste 5 serate uno li guarda perché Sì. Sperando che insomma nel trattenimento e poi nello stesso tempo per capire se ci sono delle novità, insomma, il tormentone dell'estate. Quindi ecco, certo, è piacevole sentirlo, indipendentemente dal fatto che magari poi ci sono i tecnici che ne parlano in maniera un po' più specifica. Ok, benissimo, vabbè, abbiamo fatto questo excursus a livello musicale. Senti, la passione, le due passioni, tre passioni, ma due passioni, guardando il libro, ogni capitolo riporta inizialmente, quindi la vedo che è primaria, la passione della cucina. Quindi c'è prima la ricetta che è consigliata da te, in qualche modo collegata anche all'episodio calcistico del passato. Noto che si parte molto indietro nel tempo. Ovviamente tu non eri ancora nato in alcune situazioni, ovviamente. Come mai cosa ti ha spinto ad andare a cercare delle cose particolari del passato e quindi soprattutto legarle a una ricetta e a una musica? Ma dopo C'era una volta la Danimarca campione d'Europa, che era un libro che raccontava gli europei di calcio, ho voluto scriverne uno dove raccontavo la Coppa del Mondo. Si parte dal primo mondiale, quello del 1930, vinto dall'Uruguay, e si arriva fino ai giorni nostri e oltre, perché ho provato a immaginare anche il mondiale che si giocherà ormai fra 3 anni e mezzo. 2026. Esatto, in Messico, Stati Uniti e Canada. Cerco di raccontare i momenti più belli dei mondiali passati e a ogni racconto ho voluto abbinare un brano che secondo me ben si sposa con quel racconto e anche un piatto che secondo me sarebbe bello da preparare e da gustare dopo aver letto il racconto. Beh, vabbè, dai, seguiremo, quindi prendete ovviamente così come riferimento questo itinerario di ricordi, ma soprattutto di ricette, e quindi è uno spunto ovviamente per stare insieme poi con gli amici e parlare di calcio, quindi questa è una cosa molto, molto divertente. E poi mettere su il disco giusto. Bene, ricordando, diciamo, adesso ritorniamo un po' all'attualità e quindi vediamo un attimo quelli che sono stati i risultati velocissimamente. Non li sto a dire quali di questi risultati in qualche modo vi hanno colpito. Ci potrebbe essere quello del Lecce che va a sbancare Bergamo, ovviamente. C'è quello di stasera che è Torino-Cremonese, in cui la Cremonese deve cercare di fare la sua partita in qualche modo, quindi incontrare la Cremonese non penso che sia una cosa facilissima, però il Torino è in fase di rinascita. E poi abbiamo un Napoli che comunque ribadisce la sua forza su un Sassuolo che nell'ultimo periodo aveva fatto delle ottime prestazioni. Quale partita vi ha in qualche modo incuriosito o come risultato o come prestazione? Giuseppe? Ma come dici tu, è chiaro che la sconfitta dell'Atalanta in casa contro il Lecce non era preventivabile alla vigilia, però adesso insomma i giochi si fanno più duri e quindi bisogna fare punti in qualsiasi campo per poter riuscire a raggiungere gli obiettivi. Come per esempio non mi aspettavo che la Sampdoria perdesse in casa col Bologna, era una delle pochissime opportunità per riemergere. Poi per le altre mi pare che insomma in linea di massima un po' tutte insomma hanno rispettato un po' i pronostici, è normale, però vedi, basta vincere anche di un gol di scarto, ma l'importante è fare 3 punti in questo momento, quindi l'1-0 della Roma contro un buonissimo Verona che mi piace moltissimo come gioca le partite, perché gioca a viso aperto, non fa nessun calcolo, quindi questo fa sì che poi le prestazioni a livello individuale ma di squadra vengono a emergere, quindi ci sono dei buoni giocatori che secondo me potrebbe il prossimo anno avere un mercato importante, e questa è una mentalità che mi piace moltissimo di queste squadre tra virgolette provinciali.
Sì, anche perché poi appunto devono fare di questo anche il loro core business per cercare di stare a galla, no? Quindi diventano un po' una vetrina, e il Verona negli ultimi anni ha dato tanti giocatori, no? Molto, molto interessati da questo punto di vista. Davide, invece una tua partita che ti ha incuriosito, ti faccio vedere di nuovo il tabellone. Beh, sicuramente la partita con il risultato più inaspettato è sicuramente quella di Bergamo, Atalanta-Lecce, con questa Dea che ha perso in casa con il Lecce. Mi aspettavo qualcosina di più anche dal Monza, forse perché il Monza in questo campionato finora ha sempre messo in grossa difficoltà le big, ha vinto 2 volte su 2 contro la Juventus, ha pareggiato con l'Inter e col Milan ci è andata vicino, perché il migliore in campo per buona parte, almeno per tutto il primo tempo, è stato il portiere Tatarusanu. Poi nella ripresa il Milan ha, diciamo, ha meritato di vincere, però il Monza l'ha messo in difficoltà. Peccato che davanti ci sia Petagna, che non è proprio il centravanti moderno di cui avrebbe bisogno questo Monza. È una squadra che sta molto bene in campo, no? Quindi in questo periodo proprio sta facendo delle ottime prestazioni. No, guarda che in questo caso vorrei esaltare e mettere in evidenza il lavoro che sta facendo Padalino. Paladino. Veramente non mi aspettavo che avesse questo impronta in Serie A, perché abbiamo visto tantissimi altri discreti allenatori, ma bravi calciatori che si sono cimentati e non hanno ottenuto grossi risultati. Invece lui probabilmente ha toccato le corde giuste, ha una società alle spalle che ha un'esperienza tale da poterlo mettere anche in una condizione di lavorare in serenità. Però devo dire che questa diciamo voglia di ricercare sempre il possesso palla, la giocata preventiva, ben messa in campo, questo mi fa veramente piacere per questo giovane ne allenatore. Sì, ha delle idee perché Ciurria a tutta fascia è stata una sua intuizione e bisogna dargli merito perché, come si stava dicendo, ha solleticato le corde giuste, ha restituito un entusiasmo e delle convinzioni che con Stroppa parevano perse. Purtroppo, dico purtroppo perché ho sempre avuto una grande simpatia per Stroppa. Però la squadra è quella, quindi evidentemente il cambio dell'allenatore non era solo un cambio in quei casi viene diciamo ottemperato per una questione di scossa di tutto l'ambiente, è proprio una questione che il management ci vedeva giusto e quindi sapeva che c'erano delle potenzialità che probabilmente non venivano espresse con Stroppa, quindi onore al merito alla proprietà. Andiamo a vedere un attimo la classifica, perché prima ne parlavamo anche nel fuori onda. Abbiamo qui un Napoli che sta ovviamente a 62 punti, sbancando letteralmente il campionato. Poi io ho anche delle slide degli altri campionati di riferimento, ci si rende conto di come sta ammazzando, no, il campionato questa squadra, no? Ricordo per esempio di solito è il Bayern che già raggiunge un tot o il Bayern o per esempio il Paris Saint-Germain sulla seconda già lascia 10, 12, 15 punti. Quest'anno non è così, specie poi in Bundesliga. E poi ci sono le altre squadre che tra parentesi che determinano, anche se a distanza, comunque un interesse, perché andiamo dal sesto posto al secondo posto nel giro di 6 punti, e questa è una cosa sempre molto interessante perché continuano in qualche modo ad avvicendarsi, fermo restando che la Juventus distanziata comunque potrebbe recuperare se vengono tolti 15 punti. Quindi domando a Giuseppe qual è la squadra in teoria diciamo candidata a rimanere nelle prime posizioni, no? Quindi o perlomeno quale di queste rimarrebbero fuori ovviamente dal trittico della Champions, fermo restando ovviamente il Napoli in prima posizione. Beh, in questo momento mi sembra
per quello che dice la classifica, che quella che dovrebbe rimanere, se non gli danno i 15 punti, è la Juve, fuori da queste Sì. 6 squadre, cioè, da qui 5 squadre, levando il Napoli, che ormai penso che mezzo scudetto ce l'abbia già cucito, ce l'ha nella maglia. Però è chiaro che mi aspetto sicuramente le due milanesi, che devono tenere una certa diciamo, regolarità di qua alla fine del campionato, e poi insomma questa Roma che tanto se ne parla in maniera tra virgolette non positiva nella capitale, però credo che con tutte le problematiche, con tutto il fatto che Mourinho una settimana qualche giocatore lo riprende, poi lo butta fuori dalla rosa, poi si ricorda di averne qualche... Dico, fino adesso è lì, cioè, sta facendo un campionato importante. Ripeto, come dicevamo a luce spenti, questo divario di 18, di 20 punti per noi è una cosa nuova quest'anno. Il Napoli sta uccidendo questo campionato in largo, in lungo, però le altre si sono fatte la guerra tra di loro e quindi hanno favorito sicuramente questa continuità di risultati, perché questo gap fosse così abbastanza largo tra la seconda e la terza e la quarta. Si sono fatti la guerra tra di loro, ma più che altro hanno una percentuale di suicidio all'interno di ognuno di loro, perché se vai a considerare, il Milan fa una campagna acquisti non di alto livello, l'Inter si depaupera gradatamente per questioni di bilancio, in più ha avuto dei grossi problemi con Lukaku e Brozovic, che non erano ottimali all'inizio della stagione. La Juventus, cambiando allenatore, cioè il secondo anno diciamo con l'allenatore della ricostruzione, 2 giocatori che sono venuti meno, più il rientro di Chiesa ritardato, quindi è stato veramente, si sono suicidate queste squadre, per questo che appunto la Roma di Mourinho riesce a stare su. Davide, sei d'accordo riguardo a questo? Quindi è una concomitanza oppure ho pieno merito al Napoli? Guarda, lo scudetto può perderlo solo il Napoli e bisogna fare grossi complimenti, enormi complimenti alla dirigenza, perché la scorsa estate credo che in pochi avrebbero puntato €1 sullo scudetto del Napoli. Sono stati ceduti giocatori importanti, Koulibaly, Mertens, Insigne, e sono stati sostituiti da giocatori che conoscevano in pochi, Kvaratskhelia, questo difensore coreano, eppure Spalletti è riuscito a costruire una squadra solida, una squadra che ricorda i moschettieri, uno per tutti e tutti per uno. Il Napoli sta facendo un grandissimo campionato, ha steccato solo la partita di San Siro contro l'Inter, ma credo che lo scudetto sia in pugno ormai. Per la lotta Champions molto dipenderà dalle coppe, perché secondo me le coppe potrebbero influenzare la lotta Champions, e poi stiamo attenti anche all'extracalcio, perché se alla Juventus venisse restituito qualche punto tornerebbe in gioco anche lei. Certo, infatti sarebbe seconda in classifica. Guardando mi dai il là ovviamente per parlare delle coppe, quindi a questo punto parliamo dell'impegno di domani del Napoli contro l'Eintracht Francoforte. Vediamo qua un attimo la formazione, che gioca con un 3-4-2-1 l'Eintracht, mentre invece il Napoli è praticamente in formazione tipo, mi sembra, sì, formazione tipo, con la scelta di Lozano e di Mario Rui, quindi gli affidabili, diciamo per eccellenza. Andiamo a vedere un attimo la Bundesliga e vediamo l'Eintracht è in conference, attualmente sesto in Conference League, e quindi ha esattamente 42 gol fatti e 29 subiti in 21 partite, quindi fa 2 gol a partita e comunque il suo golletto lo prende, diciamo, no? Quindi mi sembra più o meno di capire questo, e poi ci rendiamo conto che sono veramente
nell'arco di 5 punti, dal 43 del Bayern Monaco appunto i 38 dell'Eintracht Francoforte, con Borussia Dortmund, l'Unione Berlino, il Friburgo e il Leeds si ritrovano veramente a combattere per tutte queste zone. Quindi il campionato quest'anno Bundesliga è molto molto interessante. Quindi insomma è una gatta da pelare l'Eintracht, no Giuseppe? Assolutamente sì, anche perché insomma questo diciamo, confronto tra i tedeschi e gli italiani è sempre vivo, al di là che cambiano i club, è sempre un prestigio fare sempre insomma, fare le ottime partite con i tedeschi, e quindi è una squadra, come dici tu, che fa gol ma che subisce. Il Napoli è in salute e il fatto di riproporre 9 undicesimi dei titolari vuol dire che Spalletti ci tiene a far bene, e quindi è una partita che sicuramente regalerà a noi italiani, ma chi sarà anche allo stadio, spettacolo puro, e quindi saremo bravi e attenti a vedere questa squadra che probabilmente ci darà anche delle bellissime soddisfazioni. A questo punto è chiaro che, essendo che è in testa al campionato di Serie A, insomma è in una condizione veramente importante, dobbiamo tifare il Napoli, perché spero che quest'anno almeno si possa andare molto lontano in questa competizione. Ma io già da tempo lo dico che il Napoli è una squadra, guardando anche tutte le altre squadre, adesso vediamo, eccolo qua, le squadre della Champions che sono rimaste, no? Quindi abbiamo Paris Saint-Germain che non sta facendo grandi, è sempre un po' così così. Il Bayern di Monaco, che comunque in Coppa è fortissimo, in campionato tentenna. Il Tottenham abbiamo visto e adesso è quarto. Il Milan si sta un po' rimettendo a posto. Comunque abbiamo il Bruges, abbiamo il Benfica che gioca molto bene, il Borussia Dortmund che è una delle prime squadre, il Chelsea che è un po' altalenante, l'Eintracht ne abbiamo parlato, Napoli stiamo parlando, il Liverpool, Real Madrid distanziato di non so 10-12 punti dal Barcellona, il Liverpool è comunque in zona, non mi sembra più il Liverpool di 2 o 3 anni fa. Abbiamo l'Inter che è una squadra chiaramente un po' strana, e abbiamo il Porto, una squadra difficile da affrontare, il Lipsia che è sempre una squadra tedesca, e Manchester City. Mi spiacerebbe veramente pensare che una squadra come il Napoli sia la squadra che spacchi, che sia trasversale e che riesca in qualche modo ad attraversare questo a livello di pronostico, rompere questo muro delle solite note, no? Che sono Real Madrid, Barcellona, Bayern, Chelsea. Io spero che sia veramente questo. Poi se fosse anche fosse un'altra italiana sarei ancora contento, ma il Napoli lo vedo proprio garibaldino, difficile da incontrare anche, no? Perché non sai, questi attaccano sempre, molto generosi, poi se perdono anche una partita in campionato non sono lì a diventare matti, no? Mentre invece se l'Inter perde una partita di campionato pensando alla Coppa viene scavalcato dalle altre. Dico l'Inter per dire il Milan. Ma qual è il vostro pensiero? No, il mio pensiero è che sono anche curioso di vedere domani sera all'Opera il Napoli, perché è vero che il nostro campionato non sia un campionato ancora come 20 anni fa, è un campionato un po' modesto, devo essere sincero, quindi magari il Napoli fa bene perché le squadre in Italia sono così così. Vorrei vedere proprio, già domani sera un bel test. E poi condivido il tuo pensiero, perché probabilmente anche gli accoppiamenti che ci sono in corsa possono anche dare possibilità che molte squadre importanti protagoniste in questa manifestazione vengono eliminate, si autoeliminano tra di loro, quindi il Napoli, se dovesse andare avanti, probabilmente avrebbe più chance, in attesa di aspettare l'Inter o il Milan che diano una mano al Napoli per andare sempre di più avanti, e quantomeno, anche se nei quarti o nelle semifinali si incontrano 2 italiane, almeno è sicuro che una sarà protagonista nella finale. Ce l'auguriamo. Ce lo auguriamo, Davide, anche noi, anche tu da questo punto di vista? Ma assolutamente, io in Europa tifo sempre per le squadre italiane. Il Napoli parte favorito, però attenzione perché l'Eintracht è squadra vera, sono i detentori dell'Europa League, una coppa che viene bistrattata, però è una coppa importante, una coppa che le squadre italiane non riescono a vincere dal 1999, l'ultima fu il Parma di Malesani. E l'Eintracht è squadra vera, il Napoli, ripeto, parte favorito, però non sarà così semplice come molti credono. Tra le outsider
sicuramente, secondo me, merita considerazione, merita un occhio di riguardo anche il Benfica, che ha preso a pallate la Juventus nel girone, ed è una squadra che gioca un gran calcio e che ha 4-5 giocatori interessantissimi. E infatti l'abbiamo visto su tutte le squadre che c'erano in palio e in competizione in questo momento, vai a prendere proprio il Benfica. Si vede che sei uno che è libero di idee, ecco, vedi. Nonostante l'appartenenza juventina, Dico, ma quindi... direi su il Benfica. Vabbè, è una gran squadra il Benfica, ma gioca un gran calcio. Mister, sai perché? Perché arrivato a un certo punto, se andasse a vincere l'Europa League, ha detto, vabbè, siamo stati eliminati. Ecco, bravo, okay. Ma c'è la maledizione di quell'allenatore che pende sul Benfica da parecchi decenni. Senti una cosa, il discorso invece, tu mi parli del Benfica, allora a questo punto qua andiamo un po' indietro in classifica e parliamo di Juventus, no? Quanto è difficile il ruolo di Allegri in questo momento storico, nel dover, diciamo, portare in qualche modo, lui canta e porta la croce, tant'è vero che Giovanni Galeone, il suo mentore in qualche modo, ha detto che effettivamente lui è tutto in questo momento, no? Cioè c'è la squadra e c'è lui, perché i dirigenti non parlano, quelli nuovi né tantomeno, quelli vecchi lasciamo perdere, la proprietà sta zitta, parlano purtroppo le carte giudiziarie, i tifosi sono incavolati, l'unica persona su cui non dovresti andare ad accanirti secondo me è l'allenatore, che ha delle gatte da pelare, visto che la settimana scorsa ha detto ma Pogba rientra tra un paio di mesi, vediamo, tanto per dirne una. Beh, Allegri è un allenatore che non è molto amato dai tifosi, ma è apprezzato dai dirigenti perché è un aziendalista. Gli vendi i giocatori più importanti e non batte ciglio, gli compri giocatori non esattamente adatti alla sua idea di gioco e non dice nulla, ma trova il modo per renderli utili. Per esempio, scusa, ma direi anche a Giuseppe, questo è un merito che ha un allenatore, perché più delle volte uno dice non li hanno comprati i giocatori giusti, no? Ma il fatto di un allenatore che si ritrova comunque con un materiale umano magari non scelto, non credo che non abbia scelto lui, ovviamente Di Maria e Pogba avrà avallato, però comunque in ogni caso ti ritrovi con una squadra spuria veramente storta come la Juventus di questi ultimi 2 o 3 anni. È ovvio che è un grande merito, perché allora è facile prendere una mezza squadra, comprare mezza squadra nuova con giocatori di media età facili da plasmare, no? Ma assolutamente, io credo che questa situazione che si è venuta a creare, meglio di Allegri non poteva prenderla nessuno in questo momento, anche perché stanno tutti in silenzio, quindi non penso che poteva essere un altro profilo a parlare e mettere la faccia. È chiaro che in questo momento ha un doppio ruolo e quindi questo nervosismo che si vede durante la partita, insomma, dipende anche dal fatto che poi deve scrollarsi l'incarico da allenatore e poi deve andare a fare il dirigente a caldo. E quindi io credo che inizialmente la stagione era stata impostata su 4 giocatori che sono venuti a mancare, Di Maria e Vlahovic. È chiaro, erano questi 4 giocatori dove poi tutto l'insieme sarebbe andato a dare sostanza. È chiaro che se 2 giocatori vengono a mancare con infortuni che abbiamo visto hanno determinato la non presenza nella prima parte della stagione, hai lasciato dei punti a destra e a sinistra e poi ti sei ritrovato in questa situazione. Io vedo Allegri che sta cercando in tutti i modi di tenere equilibrio e di tenere se possibile tutti i fili belli sistemati, cercando anche alcune volte di uscire un po' fuori da quello che è il suo incarico, però in questo momento non c'è altro da fare. L'unica cosa è rimboccarsi le maniche, fare più punti possibile in attesa di qualche cosa che possa succedere. Accadrà sicuramente, in negativo o in positivo succederà, però la Juve è sempre la Juve, cioè dico, non dobbiamo pensare perché ha avuto, tra virgolette, una disgrazia societaria a livello amministrativo non è più Juve. Io credo che i tifosi dovrebbero stare un po' più
calmi e sostenere questa squadra, perché non ci sono altre situazioni. Ecco, per esempio, da una cosa ci andiamo un'altra. Alla Roma, questa mi pare che sia o la sesta, la settima, ottava partita che fanno in casa e fanno sempre sold out. Cioè, quindi, al di là che sanno che la Roma c'è Mourinho, però gli hanno garantito sold out ogni volta che giocano in casa. Sono dei soldi che entrano nelle casse, quindi probabilmente il prossimo anno o si terranno a Mourinho o faranno una campagna acquisti importante per essere alla pari di qualche altra società. Certo. Davide, allora il povero Allegri, insomma, deve portare appunto la croce e cantare, no? Giusto? Quindi anche sì, se non piace. Come dicevo, è un aziendalista che nel calcio di oggi non è una dote scontata. Si parlava di Mourinho, ecco, Mourinho è tutto tranne che un aziendalista. Mourinho firma per una squadra solo se quella squadra promette di fare il mercato che vuole lui. Prima di lui Capello, un altro che ha allenato Milan, Roma, Juve, anche lui firmava per una squadra solo se gli veniva garantito un determinato calciomercato. Allegri no, Allegri è uno che lavora per la società. Come dicevo prima, è un allenatore che magari non piace tanto ai tifosi, ma è molto ben visto dai dirigenti. Credo che la sua posizione sia solida, sarà l'allenatore della Juventus anche nelle prossime stagioni, ha la stima della società e sta lavorando bene. Senza Davide, il meno 15 era secondo. Davide, sì, è vero, io sono d'accordo, non lo cambierei, però se escono col Nantes è dura, perché incomincia a inanellare una serie di situazioni. Sei uscito dal girone di Champions, sei sceso in Europa League, esci col Nantes, che anzi andiamo a vedere il Nantes, però ha l'alibi che questa è una stagione particolarissima, sì, quindi no, ha quell'alibi lì. Ma secondo me per questo motivo qua non dovrebbe essere, anche perché poi cosa fa? Chi vai a prendere? Sì, c'è Zidane, ecco, però è un grande allenatore. Il coraggio di puntare su un giovane, non so, Palladino, che è un prodotto del settore giovanile della Juventus, certo. Quindi hai il coraggio di puntare su un giovane, oppure come dicevi giustamente tu, grandi allenatori di nome ce ne sono pochi e quei pochi sono blindati. Ogni tanto ci sono delle ripartenze. Lo stesso Trapattoni negli anni 70 era giovane, aveva appena finito di giocare a pallone, aveva iniziato la carriera da quella parte lì, o adesso mi sfuggono altri, o comunque degli allenatori che non erano particolarmente titolati. Quindi se tu intravedi qualcosa di interessante, lo butti dentro. Non mi sembra però un gran periodo per fare delle scelte di questo tipo. Andiamo a vedere un attimo la Ligue 1, quindi qua abbiamo il Paris Saint-Germain con 57 punti, a 5 di distanza c'è il Marsiglia, il Monaco, il Lens e via via andare, e poi abbiamo il Nantes in 13ª posizione alla bellezza di 29 punti di distanza. Quindi ragazzi, è un periodo non bellissimo. Hanno perso le ultime 5 partite, hanno perso una volta, pareggiate 2, vinte 2, quindi effettivamente è un po', io non credo che perda, anzi vanno a sbancare Nantes, però sono quelle partite che se sono storte, ragazzi. Qual è il vostro pensiero? Ma nelle competizioni a 90 minuti, a 180 minuti è chiaro che se parti con la prima in casa e fai bene te la puoi giocare. Chiaro, un pareggio 1-1 è molto aperto, però non devi portare la partita sullo 0-0, devi cercare di impostarla nei primi 20 minuti, quantomeno cercare di fare il gol per fare aprire un po', anche Giuseppe, anche perché evitare chiaramente sicuramente questa reazione da parte dei francesi, che sono il loro pubblico li porterà poi a dare il 101%. Ecco, però c'è anche il fatto che i gol non valgono più doppio, e quindi se prendi il gol la tua tattica magari da un punto di vista diciamo tecnico va a farsi benedire, e quindi devi cambiare qualcosa, devi magari sbilanciarti, e io credo che la Juventus abbia gli spazi dopo per andare a colpire ulteriormente. Assolutamente. Se vediamo anche ieri la partita con lo Spezia, insomma, da dove sono venuti i gol, insomma,
da zone del campo dove hanno avuto un po' di libertà e hanno fatto le belle giocate e le hanno portate a fare gol. Quindi se c'hanno gli spazi è normale che la qualità, infatti diceva Allegri, Di Maria è un giocatore che non possiamo classificarlo, è un giocatore che sa di calcio, sa come muoversi, sa come mettere il corpo, e quindi che gli vai a dire? Gli dici guarda, prendi la palla e vai a fare gol, solo così gli puoi dire. È vero, non hai molto da insegnare a quel giocatore lì. Quindi. Davide, il tuo pensiero? Ma Nantes risveglia dolci ricordi tra i tifosi della Juventus. La Juventus eliminò il Nantes nella Champions della 96, che poi andò a vincere contro l'Ajax. Il Nantes fu eliminato in semifinale, era campione di Francia in carica. Non sarà una partita semplice, perché andare a vincere in Francia non è mai semplice, ma la Juventus ha tutte le carte in regola per andare a sbancare lo stadio del Nantes. Bene, senti, ci diamo facciamo una piccola incursione nel tuo libro, andiamo a rivedere un attimo la copertina, eccolo qua, quindi Maccherone da Trapattoni, Davide Seme Pollastri, e rivediamo un attimo un capitolo velocissimo che è Spaghetti all'assassina. Sì. Andiamo a leggerci Spaghetti all'assassina, eccetera eccetera, e qua insomma stiamo parlando piatto tipico pugliese. Il piatto tipico pugliese, dopo cercherò di replicarli, quindi qua abbiamo il momento bellissimo che riguarda ovviamente quel campionato del mondo del 1982, e quindi qua è una cosa meravigliosa, perché credo che, senza nulla togliere quelli del 2006, però quel campionato del 1982 era veramente di una bellezza, partite epiche che rimarranno nella storia del calcio. Ovviamente io posso essere un testimone, perché l'ho vista tutta la seconda fase. Sono andato a Barcellona, avevo 18 anni, un regalo dei miei genitori, ho goduto, insomma. Hai visto? Guarda che quando sono partiti i miei genitori dicono: ma scusa, ma dove vai dopo questa prima fase dove non abbiamo vinto, abbiamo fatto 3 pareggi, incontriamo Argentina e Brasile, dopo che fai? Ho detto io intanto vado. Ma le hai viste tutte? Sì, ho visto tutte le partite di Barcellona e di Madrid, le ho viste tutte fino alla finale. Ho comprato un pacchetto, e quindi tutta la seconda fase con le semifinali, i quarti di finale, la finalissima, che meraviglia, il quarto posto, quindi capisco. È una cosa che mi rimarrà nella mia vita per sempre. Che bello. L'ho vissuta lì, questo diciamo profumo, ma questa diciamo aggregazione tra i popoli, tra le varie persone, è una cosa stupenda che indimenticabile, con una nazionale splendida. Una nazionale spettacolare. Ho avuto la fortuna che la notte in cui l'Italia vinse il mondiale, loro arrivarono all'aeroporto, io dovevo prendere un aereo per andare a Barcellona, perché il mio albergo era a Barcellona, e incontrai la buonanima di Scirea con la coppa, insomma lì, sai, sono quelle cose che accadono, ed è molto bello. Dico, io sono cose mie personali che me li tengo, e quindi quando sento parlare, insomma, di quel periodo, molto bello, molto bello, veramente molto bello. Chiudiamo questo capitolo, quindi in fondo c'è sempre la scelta musicale. Leggendo il racconto consiglio di ascoltare l'italiano di Toto Cutugno, ma ovviamente, ma certo. Assolutamente. Va bene, andiamo avanti, parliamo di Inter che gioca dopo domani. Io sento un cigolio, non so da dove derivi questo cigolio qua, vabbè, magari c'è qualche cuffia, non so, va bene, andiamo avanti, è un po' fastidioso. Io no. È finito, perfetto. Allora, andiamo a vedere un attimo invece quello che riguarda appunto la Champions dell'Inter. Quindi abbiamo l'Inter Porto alle ore 21, mercoledì 22 febbraio. Qui andiamo a vedere invece la Liga
E qua vediamo che il Porto, prima c'era Davide che celebrava il Benfica, che effettivamente ha 51 gol fatti, perché io guardo sempre i numeri come Gallegri, 51 gol fatti e 12 subiti, ma il Porto ne ha fatti 48, quindi 3 in meno con una partita in più e 12 subiti. Ragazzi, hanno un filotto di 10 partite imbattuti, credo, hanno praticamente 21 gol, vuol dire 21 partite, scusate, vuol dire fare 2 gol e 3,3 circa a partita, e soprattutto uno 0,60 credo di gol subiti, quindi veramente hanno grande fantasia, e come al solito i portoghesi, me lo insegna Giordano, un gran possesso palla. Ma sono anche difficili da affrontare, perché hanno questo modo di giocare, no? Che ti mettono in una condizione di nervosirti se non vai in anticipo, se non chiudi gli spazi, cioè ti lasciano lì, rallentano il gioco e poi partono. E lì devi essere bravo, è sempre stato così, il calcio portoghese è sempre stato così. Non hanno mai avuto attaccanti di peso, questo magari è un loro problema, però hanno dei calciatori da dietro e in mezzo al campo che sono fantastici nel far muovere la palla. Però sono due realtà dove chiaramente chi li incontra, in questo caso l'Inter, tra parentesi, molto molto attento. Molto attento, tra parentesi, guardando le statistiche, c'è Mehdi Taremi che è il centravanti, che ha 16 situazioni tra assist e gol fatti ed è primo in classifica in questa particolare classifica, quella appunto degli assist e dei gol, e poi uno che ha una votazione molto alta è Ottavio, che è a centrocampo, quindi insomma giocatori importanti, e comunque se la batte con il Benfica, no? L'abbiamo visto, mentre per esempio il terzo in classifica è il Braga, che ha sempre lì a 4 punti e a 2 punti dal Porto. Questo mi fa ben sperare, perché il Braga settimana scorsa ha perso in casa 4-0 con la Lazio, quindi vuol dire che bisogna vedere anche di non cadere nelle loro trappole e avere un gioco completamente differente, perché come dice Giuseppe probabilmente addormentano la partita e il loro modo di giocare. Davide, come vedi la partita dell'Inter nell'ottica di quest'ultimo periodo, con un rientro di Lukaku e il rientro di Brozovic, che però si trovano in qualche modo ostruiti nella loro posizione in campo, perché Dzeko ha fatto molto bene fino adesso, e non parliamo di Çalhanoğlu, che ha veramente ereditato un po' quel ruolo di playmaker davanti alla difesa. Guarda, parlando con gli amici al bar, ho definito il Porto l'avversaria più ostica delle italiane, perché le squadre portoghesi, come si stava dicendo, giocano. Fateci caso, loro ogni anno vendono i loro migliori giocatori, ne acquistano di nuovi, però la qualità non cambia mai, perché loro mettono sempre al primo posto le idee, il gioco, le idee, e quindi quando una società punta sul gioco andrà sempre bene, perché non è legata a un giocatore o a un singolo. Qualunque giocatore vendono, qualunque giocatore arriva, la loro identità resta sempre quella. Il Porto è una squadra difficile da affrontare, difficile da battere, soprattutto in casa sua allo stadio do Dragao, però l'Inter ovviamente parte favorita, però come abbiamo già detto del Napoli vale lo stesso discorso. Parte favorita, ma non è così scontato che superi il turno. Il Porto ha vinto il girone, quindi il suo girone, quindi noi dovremmo essere, vi dico noi perché io sono interista, ovviamente cercare di mantenere ovviamente il pronostico dalla propria. Effettivamente è un po' uno svincolo questo, no? Un punto focale della stagione dell'Inter, perché ne parlavamo anche per la Juventus prima, perché effettivamente sei così distante dalla prima in classifica, hai il gruppetto di quelli che stanno nella zona Champions e devi andare a far cassa, perché alla fine dopo più del prestigio conta la cassa, gli dicono 20 milioni, se passi il turno vuol dire un acquisto, vuol dire in qualche modo lenire le ferite da un punto di vista finanziario.
e quindi questo non è una cosa molto molto semplice. Senti, parlo invece di Milan, e quindi in questo periodo sembra che la quadratura del cerchio sia stata fatta, nel senso che dopo un gennaio orribile il Milan ha riassunto in qualche modo le fila, e Pioli ne sta uscendo in un certo modo. Davide prima diceva le squadre che hanno gioco quindi fanno bene ad andare avanti. È vero che però il gioco si ritorna sempre alla solita diatriba, no? Da una parte ci sono i famosi risultatisti e dall'altra parte i famosi giochisti. Da una parte abbiamo Allegri e dall'altra parte abbiamo Arrigo Sacchi. Io sono dalla parte di Allegri, quindi, perché se giochi in campionato devi fare i punti, magari all'estero puoi anche pensare di metterti in bella mostra. Quindi domando prima a Giuseppe appunto questa situazione, no? Che se è appunto il caso di andare a fare il risultato per una questione diciamo economica oppure veramente pensare al prestigio di dover andare avanti. Una volta era solo il prestigio, no, Giuseppe? Sì, purtroppo ormai sappiamo benissimo che il calcio è un business e quindi bisogna fare i conti prima a tavolino e poi metterli sul campo. Io francamente credo che Pioli, come dicevi tu, pian piano sta trovando la quadra insieme ai calciatori. Il fatto che Ibrahimovic si sia riavvicinato, che sia nel gruppo, si allena, probabilmente sarà di qualche partita, non so quando, ma entrerà, e questo fa anche spogliatoio, fa esperienza. Quindi il Milan penso che sia proiettato a fare delle belle prestazioni. Poi è chiaro che la prestazione può portare al risultato, il risultato può portare ad arrivare a degli obiettivi, e gli obiettivi poi alla fine ti portano a incassare dei soldini. Però in tutto questo ci vuole la massima complicità da parte di tutti. Non è perché diciamo il Milan è campione d'Italia a Tizio e a Caio e vincono le partite. Bisogna giocarle e giocarle anche in maniera corretta. Poi è chiaro che se magari su qualche situazione ti difendi un po' di più, fai il golletto e ti metti un giocatore un po' più difensivista, questo fa parte del gioco. Però non credo che il Milan sia in grado in questo momento di andare lì, dettare legge o essere sbarazzino, perché ha un po' le spalle bruciate. Quindi sotto questo aspetto impostano la partita in maniera un po' più corretta rispetto al profilo della squadra che si ritrovano, perché Leao è un giocatore che se ha campo aperto non ce n'è per nessuno, cioè lo ha dimostrato che è un grandissimo calciatore. Però è chiaro che per far sì che Leao vada a campo aperto ci vuole un'organizzazione ben precisa a partire dal portiere per poi portare la palla avanti, quindi lì bisogna lavorarci. E poi insomma credo che Ibrahimovic sia uno che effettivamente secondo me potrebbe dare una mano sotto questo aspetto. Ecco, senti, da un punto di vista diciamo tattico, tecnico, il fatto di aver coperto la difesa, nel senso che non gioca più a 4 ma gioca a 5, no? Ci sono i 3 dietro, però i 2 esterni aiutano, no? Intanto in qualche modo. Quindi Pioli è stato accusato, no? Specie da Sacchi che è un giochista, è stato accusato di aver bruciato gli ultimi 2 anni del Milan. Però se tu hai una caduta verticale, prendi gol, adesso non sta prendendo più gol, fallo 1-0, vabbè, non è un grandissimo gioco, però alla fine le occasioni ci sono. Avresti fatto anche tu così o avresti in qualche modo invece proseguito con nella vecchia, diciamo, il vecchio corso? Ma se la Juve di 30 anni fa con Zoff, Gabrini, Gentile l'avesse nelle mani Allegri sarebbe proprio in panchina tranquillo e vincerebbe i campionati. Quindi Sacchi aveva una squadra, una tipologia sicuramente diversa, un calcio abbastanza diverso da quello che adesso, era più propositivo in quel periodo. Adesso le partite sono tutte quasi simili, cioè squadra che si difende e riparte, squadra che si difende e riparte. Non è che c'è un altro tipo di gioco. È chiaro che sono gli interpreti che fanno sì che poi c'è la superiorità numerica, che c'è lo smarcamento, che c'è la palla indietro per il rimorchio. Quindi è a livello individuale, perché ormai le squadre giocano tutte in una stessa maniera. E adesso purtroppo in Serie A, no purtroppo, è un bene, perché hanno rispolverato tutti questo 3-5-2 o 5-3-2, come vuoi metterla tu, rispetto a un 4-3-3 che andava di moda almeno 15 anni fa. E adesso sono tutti che lì
con 3 difensori, due braccetti, 2 esterni che fanno da pendolino tutto il tempo, e per trovare superiorità in mezzo al campo con un metodista e 2 incursori e uno che difende la palla e 2 attaccanti importanti. Quindi bene o male giocano tutti nella stessa maniera, però la differenza la fa l'individuo, cioè il giocatore, certo, che magari è più abituato a muoversi in quella zona di campo. Però se non c'è quel giocatore e ce n'è un altro, probabilmente pur giocando in quella posizione non ti può rendere come rende chi sta lì. Cioè, quello è il particolare. Però ormai si vede che le nostre squadre di un certo valore prendono pochissimi gol. Questo è una cosa molto evidente. Allora Davide, quindi il Milan è il salto che ha fatto Carpiato Pioli in panchina, cambiando il modulo e facendo storcere il naso a tanti puristi del gioco. Sì, arriverò a parlare di Pioli partendo da una parentesi su Sacchi. Sacchi viene considerato il non plus ultra degli allenatori giochisti italiani, però era facile fare l'allenatore giochista quando avevi Gullit, pallone d'oro 1987, Van Basten, pallone d'oro 88, 89 e 92, Rijkaard, Baresi, Maldini, Donadoni, Ancelotti, che il pallone d'oro non l'hanno mai vinto, ma lo meritavano. Il vero miracolo, ragazzi, l'ha fatto Pioli. Pioli ha vinto uno scudetto come ha vinto uno scudetto Sacchi, ma Pioli ha vinto uno scudetto senza avere i Gullit, i Van Basten, i Rijkaard. Quest'anno sta avendo difficoltà, ma sta avendo difficoltà perché ha anche tanti infortuni, Magnan e non solo, e non ha la panchina lunga che aveva. Però scusami, l'anno scorso era pieno di infortunati, c'è stato il periodo del Covid, aveva 6 giocatori fuori, è andato un momento contemporaneamente, e alla fine lui però metteva dentro sempre la scelta giusta, a parte il fatto che c'era Teo Hernandez, Leao e Giroud che comunque faceva il suo gioco, ma questi due qua e Tonali che giocavano alla grande, quindi è anche una questione di flessione fisica, hanno fatto il campionato del mondo e quindi si è ritrovato con una squadra spompata da questo punto di vista. Fulvio, se noi abbiamo la possibilità il prossimo anno, il 20 di febbraio del 2024, di riprendere e di fare un'altra volta questa trasmissione, parleremo di un Napoli che probabilmente si troverà nelle stesse condizioni del Milan. Quest'anno fa tutto alla grande, e poi il prossimo anno con la stessa squadra, con qualche giocatore importante che verrà, non potrebbe neanche, cioè non sarà in una classifica di avere questo divario, e parleremo di uno Spalletti che non sa gestire, che il Napoli ha problematiche, capito? E purtroppo questo può essere parte in una maniera e finisce in un'altra maniera. Al Napoli è partita benissimo dal ritiro e finirà alla grande. Giuseppe, gliel'hai tirata, Giuseppe, gliel'hai tirata ai napoletani, adesso. Ma questa non è questione di tirare. Purtroppo quest'anno stanno prendendo i benefici e io da meridionale sono la persona più felice, sono vicino a loro. Però ogni campionato, ha delle sue situazioni che possono andarti bene come possono andarti male. Ecco, per esempio, ieri l'hai visto il gol di Osimhen? Ha tirato dal calcio d'angolo e ha fatto gol. Il prossimo anno magari a porta libera neanche farà gol, per dirti, no, sono delle annate. Sì, è stato un gol un po' fortunato, un po' fortunato. Però lui è bravo a tirare, insomma, a prendere in contropiede. Non stiamo dicendo che non sono ottimi giocatori, però per dirti, gli va tutto bene, gli va tutto bene. 9 volte da quella posizione non fa gol. Ieri ha fatto gli va gol. Tutto bene, è vero. Senti, vabbè, quindi io sono convinto che l'anno prossimo il Napoli comunque sarà una realtà, sarà più difficile perché effettivamente Juventus, Milan, Inter dovrebbero leccarsi le ferite e ripresentarsi un po' più forti l'anno prossimo, no? Quindi probabilmente ci sarebbe magari meno gap e magari la Roma e la Lazio magari un po' più con un gradino in più fortificate, quindi vediamo com'è l'anno prossimo. Intanto ce lo godiamo quest'anno il campionato. Giuseppe, una cosa velocissima, qual è il tuo modulo di gioco, o non è fondamentale il modulo di gioco, nel senso che guardi i giocatori e adatti il modulo al tuo materiale umano che hai in campo? Vabbè, questo accade per esempio quando vai in corsa. È normale che studi e con quello che c'hai devi lavorarci, però se hai la fortuna di partire dall'inizio è chiaro che il tuo modello, il tuo modo di vedere il calcio lo devi mettere in atto. A me piace qual è il tuo?
Il mio è il 3-5-2 modificato probabilmente a un 4-3-1-2, perché a me piace moltissimo il trequartista che si mette lì e può dare la giocata con doppia punta. Dico, questo però il 3-5-2 con due bei marcantoni sulle fasce credo che sia una cosa che può dare tanta continuità nel fraseggio, nel cambio di direzione, cambio gioco. Quindi andare a sviluppare, insomma, è bello, però è chiaro che ci vogliono i giusti interpreti per far sì che questo accada. Ho capito. Davide, invece dal punto di vista tattico, qual è il modulo che ti piace, no? Visto che la Juve gioca a 3 adesso, perché poi in realtà è un 4, bisogna vedere un po' le varie situazioni. Molti, come diceva appunto Giuseppe, una volta era il 4-3-3 che era il non plus ultra, molti si stanno in qualche modo riconvertendo alla difesa 3, che è sempre particolare, difficile, devi veramente avere degli automatismi. L'abbiamo visto l'Inter passando dalla difesa 4 di Spalletti a quella di Conte e di Inzaghi a 3. Qual è quella che ti piace di più, insomma? Ma sai, più che i numeri è l'atteggiamento in campo, no, che conta. Vi faccio l'esempio, il 5-3-2, se i due sono in realtà delle ali, non è più un 3-5-2, cioè non è più un 5-3-2 ma è un 3-5-2, quindi dipende molto dall'atteggiamento. Conte alla Juventus giocava con il 3-5-2 ma era più un 3-3-4 perché gli esterni erano degli attaccanti aggiunti. Posso dire che io seguo il calcio più o meno dall'82, da quando l'Italia ha vinto il mondiale in Spagna. I moduli che mi hanno divertito di più in questi 40 anni sono stati il 4-3-3 e il 4-2-4, che si è visto raramente, ma qualche volta si è visto. Il 4-2-4 è molto estremo. Il 4-2-4 è quando se stai perdendo e devi andare a recuperare, quindi fai questa situazione di qua. Sì, lo fece vedere Maifredi alla Juventus, non fu una stagione indimenticabile, però la squadra giocava bene. Poi perdeva parecchio, però se andate a rivedervi la Juve di Maifredi, in campo faceva divertire parecchio. Qualcuno in maniera maligna potrebbe dire si divertivano soprattutto gli avversari, però era una squadra divertente. Vabbè, nel calcio secondo me non bisogna divertirsi, bisogna vincere, questa è la cosa, perché dopo alla fine ci rimani male. Io non sono mai stato uno zemaniano, anche se apprezzo la sua filosofia di vita in generale, però effettivamente giocare con quell'estrema 3-4-3 è sempre troppo estremo, no? Troppo, sì, giusto fare più gol dell'avversario, però secondo me lo vediamo proprio nelle classifiche. Se vuoi vincere la classifica, andiamo a vedere quella del campionato italiano, andiamo a vedere i gol, ci rendiamo conto di cosa succede, che 56 gol fatti prima in classifica il Napoli, 15 gol subiti prima in classifica il Napoli, e guarda caso la Juventus ne ha subiti 2 in più, e si difende con questa logica perché l'attacco non è un attacco strepitoso, adesso forse è un po' risalito. Ma sai, quindi... Fulvio, guardando un po' i numeri che fai vedere tu, i 56 gol, ma la bellezza del Napoli è che non è che c'ha un giocatore o 2 giocatori che sono sempre quelli che vanno a finalizzare, ma sono tutti che partecipano, quindi la bellezza è questa, che magari il centrocampista ha fatto 8 gol, il difensore di Lorenzo ha fatto 4 gol, Elmas che entra. E questo è quello che fa sì che poi uno si diverte a guardare il Napoli, perché bastano 2 giocate, 2 palloni che già le hanno studiate, ti metti in condizione di far gol chiunque. È una nota di merito nei confronti di Spalletti, Ma questo sì, punto di vista, questo sì, mi dai appunto meno male che non c'è un giocatore diciamo di un grossi profili come poteva essere Insigne o come lo è stato Totti o qualche altro, perché Spalletti ha questa, diciamo, nomina di stoppare un po', diciamo, i simboli delle squadre. Adesso a tutti i calciatori che hanno fame, che vogliono rimettersi in gioco, quella è una cattiveria. Sta vincendo alla grande.
quella per me è una grossa cattiveria nei confronti di Spalletti, perché sia con i però cardi... i fatti sono questi, Fulvio, io non è che voglio no, essere no, no, cattivo, no, 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 non sono i fatti d'accordo. sono questi. Totti a 40 anni non poteva pretendere con l'entrata in Champions di poter giocare tutta la partita, tutti i campionati, era il re di Roma, però alla fine non sarebbero entrati in Champions e Pallotta avrebbe sollevato Spalletti. Icardi all'Inter è stata una devastazione, è stata la cosa peggiore e lui lo ha accettato dall'inizio. E quindi non è che l'ha fatto fuori. Insigne si è fatto fuori da solo perché è andato a prendere soldi da un'altra parte e poi abbiamo visto cosa vuol dire. C'è una cattiveria nei confronti di Spalletti, secondo me. Comunque, vabbè, se dopo uno vuole unire le cose, vabbè, forse Totti poteva ancora fargli fare qualcosa di più, però... Ma più che altro nello gestire queste persone, questi giocatori. Capito? Non perché uno vuole entrare in merito, perché purtroppo Giuseppe, fanno una prova. Giuseppe, mi ricordo Spalletti che disse: io ho i dati dei 100 metri. Cioè, se tu i 100 metri non li fai più, poi per carità, punizioni, tiri dal limite, cioè fortissimo. Totti è un grandissimo giocatore. Va bene, quello che stavi dicendo tu era quello legato anche ai gol, no? Vediamo quindi Victor Osimhen, la bellezza di 18 reti, però abbiamo Kvaratskhelia che ne ha 10, quindi quando andiamo a prendere le coppie ci si rende conto della forza di questa squadra. Andando a prendere l'Inter, quindi ne ha 28 il Napoli con Osimhen e Kvaratskhelia, l'Inter per esempio che secondo con Martinez va a prendere i 7 di Dzeko e quindi va a 20, e poi abbiamo l'Atalanta 12 più Højlund va a 18, abbiamo Immobile che ne ha 9 e non troviamo un secondo laziale nelle prime posizioni. Insomma, abbiamo 14 punti di Vlahovic con Milik. Insomma, questo vuol dire molto anche nelle varie classifiche, nelle varie statistiche. Effettivamente questa è una cosa molto 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 interessante e fa capire la portata della squadra. Spaghetti, cacio e pepe, andiamo a vedere questo piccolo excursus, quindi ho fatto con uno dei piatti miei preferiti, quindi lo andrò a vedere. Trieste 14 aprile 1993, quindi non parli di grandi squadre ma parli di un personaggio ben preciso, in una famosa... Risto Callaste, esatto, giocatore dell'Estonia che affrontò l'Italia nelle qualificazioni per il mondiale di USA 94. Tanto per capirci, era quel laterale mancino che faceva le rimesse con la capriola. Oggi non è più consentito dal regolamento, ma nel 93 ci fece divertire parecchio con quelle capriole. Beh, tirava delle cannonate in aria, ragazzi, era una cosa fenomenale, però effettivamente anche questo fa parte della storia del calcio, è fatto molto bene a riportare ovviamente questo aneddoto, insomma, di questo giocatore. Giuseppe, invece nel tuo caso, dopo il libro appunto di Davide, tu invece prosegui la tua attività che in qualche modo legata al territorio, no? Quindi è un discorso calcio ma anche sociale, giusto? Assolutamente sì. Sì, ho un progetto col CONI in questo momento sui quartieri a rischio e quindi andiamo a insegnare calcio ai ragazzi nel pomeriggio, aprendo le scuole, aprendo le palestre, e quindi poi ho in questo momento un incarico regionale per lo sport e quindi mi sto impegnando sotto questo aspetto in attesa che appena insomma arriva il momento propizio, maggio e giugno, di vedere se c'è qualche presidente che vuol parlare, fare una bella chiacchierata e portare avanti un progetto, perché io lo ritengo fondamentale quando ci sia la sinergia tra una società e l'allenatore per portare avanti alcuni aspetti, ma più che altro anche per dare degli indirizzi giusti e corretti a coloro che poi si avvicinano alle realtà del calcio, perché un conto è il divertimento, come dicevi tu, ma poi il campo è un'altra cosa, c'è l'agonismo, c'è il confronto, c'è la vittoria, c'è la sconfitta, ci sono tutte quelle cose che devi curare in maniera corretta, e quindi rientra anche in quello che fa Davide, e gli faccio i miei complimenti, perché l'alimentazione e la musica possono sicuramente accompagnare anche una buona prestazione e una buona conduzione della propria vita a livello sportivo. E io faccio i complimenti a te per la tua bella idea, per i tuoi progetti, davvero molto belli.
Grazie. Bene, allora siamo arrivati alla fine, però prima di congedarci dobbiamo un attimo rendere omaggio a un nostro amico che è stato 2 settimane fa ospite a Che Calcio Che Fa, è Vincenzo Sollito, eccolo qua, che lo conosci anche tu, Giuseppe. Il Napoli ha talmente tanto vantaggio in campionato di una rosa di qualità che facendo un turnover con le seconde linee in campionato potrebbe avere ambizioni anche in Europa. Era un po' quello che avevamo in qualche modo anticipato. Va bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo sbordato un po', però la chiacchierata è stata molto piacevole e quindi vabbè, abbiamo fatto un excursus in tante direzioni, compreso anche quello che riguarda i mondiali o il calcio magari più di settore come quello della realtà che sta vivendo Giuseppe in Sicilia, e quindi grande, ovviamente faccio grande in bocca al lupo per l'attività tua attuale e ovviamente quella di mister uomo di calcio e di campo, quindi mister Giuseppe Giordano. Grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Il piacere è stato tutto mio. Io mi permetto di farti i tuoi complimenti perché rendi le persone che vengono da te in diretta in maniera graziosissima, li fai stare tranquilli, si parla di cose interessanti e speriamo di poter lanciare qualche piccolo, diciamo, pensiero a coloro che hanno insomma dei gruppi che allenano e che fanno gli educatori, e che siano abbastanza, diciamo, bravi e corretti a dare le giuste indicazioni ai giovani. Beh, questo è fondamentale, no? Poi è un discorso che dovrebbe essere il tema di tante puntate, il calcio in Italia, come potrebbe migliorare, e ho un'idea in base a questo, chissà, magari ci risentiremo. Grazie a Giuseppe. Davide Seven Pollastri, grazie ovviamente, rifaccio vedere di nuovo la copertina di questo libro molto ma molto curioso, perché unisce ovviamente il calcio alla gastronomia con le scelte delle ricette di Davide e alla musica con le sue preferenze musicali. Quindi Maccheroni alla Trappattoni, Davide Seve Pollassi per Rossini Editore. Grazie Davide, grazie Giuseppe. A te Fulvio, è stato bello ritrovarti ed è stato bello conoscere Giuseppe. E un saluto a tutti i nostri amici grazie, che Davide. stanno seguendo. Grazie Davide, un buon lavoro anche a te. Grazie. Grazie a tutti e due, eccoci. Puntata simpatica con 2 ospiti di qualità, molto ma molto simpatici. Noi proseguiremo il nostro cammino, ovviamente entrando poi nelle pieghe della Champions League. Speriamo veramente che le squadre italiane riescano ad andare avanti non solo nella Champions League ma anche nella Europa e Conference League. Vediamo che comunque ci sono delle buone possibilità, stiamo a vedere, vediamo, abbiamo una settimana piena di impegni da questo punto di vista. Grazie per aver partecipato e aver visto Che Calcio Che Fa. Buona serata.